All'indomani dell'offensiva russa, ERSA si è attivata per valutare le conseguenze sul comparto agroalimentare di tale evento. Ed è già stato pubblicato sul sito istituzionale una relazione delle implicazioni che appunto seguono allo scoppio del conflitto. E adesso andremo a proporre un aggiornamento che andrà a contestualizzare ancora meglio e ad aggiornare i dati precedentemente esposti, fermo restando che la situazione è ancora in divenire e quindi anche questa relazione sarà ancora parziale e in via di sviluppo poi nel prossimo futuro.